Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera. Benvenuto Marco Testoni e benvenuti a tutti quanti. Allora, oggi siamo di magazine, cercando di parlare un po' di quello che c'è intorno a noi di interessante per quanto riguarda ovviamente soprattutto la musica per immagini. E dunque, io ho scelto una serie televisiva molto molto divertente, House of Guinness, sulla storia della celebre birra, la birra Guinness, che trovate su Netflix. Vi do qualche informazione generale. House of Guinness è una miniserie televisiva anglo-irlandese ideata e scritta da Stephen Knight, diretta da Tom Shankland e Monia Ackle, incentrata sulla famiglia Guinness. È già dal settembre 2025 su Netflix. Allora, il consiglio dal punto di vista musicale: se vi piacciono le atmosfere musicali che avete trovato nella serie televisiva M, il figlio del secolo di Tom Rowlands, vi dovrebbe piacere anche questa colonna sonora di Ilan Eshkeri. Colonna sonora, visto l'ambientazione irlandese, ovviamente tinta di musica celtica, quella, ma molto acida, molto elettronica, quindi c'è questa contaminazione, da una parte appunto la musica tradizionale, dall'altra parte appunto la spigolosità dell'elettronica anche spinta verso la techno, quindi veramente interessante, che dà ovviamente un ritmo pazzesco a tutta quanta la serie, fa conoscere come questa birra sia in realtà la sua storia intrecciata con la storia proprio più in generale dell'Irlanda e più in generale appunto del rapporto non certo magnifico che l'Irlanda ha tradizionalmente avuto sempre con l'Inghilterra. Nota importante di questa colonna sonora: i vari brani di repertorio scelti dalla music supervisor Amalia Hartley, stupendi, veramente tutti assolutamente ben intrecciati appunto con la musica originale di Eshkeri. Con la chicca i Nikap, che sono un gruppo nordirlandese rap di cui è uscito poi peraltro poco tempo fa anche un film proprio su di loro, perché in patria sono notissimi, sono conosciutissimi, acidi come pochi, e il titolo di coda è proprio un loro brano. Quindi se volete avere un'idea di quello che è stata la storia dell'Irlanda e di quello che è la musica attuale irlandese, andatevi a vedere senza dubbio House of Guinness su Netflix. E tu Massimo, parlaci un po' del tuo di film. Allora, al cinema trovate Dracula, l'amore perduta, Dracula A Love Tale, film scritto e diretto da Luc Besson, che torna al cinema con questo popò di cast: Caleb Landry Jones, che aveva già diretto in Dogman, che non è il film quello di Garrone, Matilda De Angelis e Christoph Waltz, con le musiche di Danny Elfman. Allora, la cosa che mi ha colpito sicuramente, ed è anche abbastanza palese, che Besson volesse fare un tributo al Bram Stoker's Dracula di Francis Ford Coppola, quello con Gary Oldman, Winona Ryder e Keanu Reeves. Allora, a parte i costumi che riprendono molto anche nella figura, diciamo, del Dracula anziano in decadimento, e poi non solo, l'ambientazione, anche il castello dove vive Dracula in Transilvania e tutto quello che ne può conseguire, come ben conosciamo da tanti film che hanno trattato proprio il Conte Vlad. Il film non mi è piaciuto per nulla, l'ho trovato quasi una specie di parodia, involontaria credo, suppongo, spero. Sembrava più che altro Dracula morto felice e contento, morto contento di Mel Brooks. Gli attori tutti in parte, la Matilda De Angelis molto overacting, Christoph Waltz ormai ridotto a fare quasi la caricatura di se stesso. Ma la cosa che mi ha stupito in maniera negativa è proprio il fatto che Danny Elfman, che è molto pratico, molto avezzo a questa tipologia di film fantasy, romantici, pensiamo a grandi capolavori come I due armai di Forbice, qui l'ho trovato addirittura copiante il Wojciech Killer del Bram Stoker's Dracula di Francis Ford Coppola. Poi ci sono dei passaggi tali e quali. Diciamo che si è impegnato in altri ambiti e nella serie TV di cui abbiamo parlato mercoledì Adams, ma proprio qui no, zero. Quindi veramente questa cosa mi ha infastidito parecchio. Il film l'ho trovato tedioso, noioso, quindi per me è un grande no.
Bene, alla prossima!